Corsia numero 2 per il gruppo nuoto Fiamme Gialle, vincitore di 7 titoli italiani assoluti, primatista dei 50 rana, qualificato per i Giochi Olimpici di Rio, finalista agli europei, campione italiano assoluto, Andrea Toniato. In corsia numero 3 ha partecipato ai mondiali di Kazan, qualificato per i prossimi Giochi Olimpici per il Sudafrica, Miles Brown. In corsia numero 5 anche lui per il team olimpico del Sudafrica, Douglas Erasmus. In corsia numero 6 anche lui atleta del Sudafrica, anche lui qualificato per i Giochi di Rio, Calvin Justus. In corsia numero 7 ai criteri di quest'anno la medaglia d'oro nei 200 farfalla, 5 medaglie internazionali per lui tra 2012 e 2014, Mattia Zuin, notto di nuoto 74. E in corsia numero 8 parte Manuel Frigo, rossa. Dunque in acqua la prima serie, in corsia numero 4 l'assenza di lusso di Chad Leclerc che probabilmente domani troveremo nei 100 farfalla. Intanto seguiamo questa prima serie, record della manifestazione 51,14 di Mattia Zuin, edizione dell'anno scorso. Passaggio a metà gara Douglas Erasmus 24,11, Miles Brown 24,50, Manuel Frigo dall'ottava corsia 24,60, ma siamo già agli ultimi 25 metri di questa prima serie maschile dei 100 stile libero, atleti ancora molto compatti sulla stessa linea. Vediamo come si conclude, forse in corsia 5 leggermente avanti Erasmus, attenzione anche a Brown, Erasmus 50,72, nuovo record della manifestazione per aggiudicarsi questa prima serie. Calvin Justus è secondo in 50,79, Miles Brown è terzo in 50,81.